Perché? Perché altri tiro non porta e noi no, e noi quando tiriamo facciamo diventare bravi tutti i portieri, senza nulla togliere al portiere avversario, però sicuramente potevamo fare qualcosa di più come ogni partita. E è un periodo un po' così, non riusciamo a uscirne fuori, da queste cose dobbiamo soltanto che farsi forza e uscire fuori da questa situazione perché così non si può, se no non riusciamo a raggiungere l'obiettivo che è la salvezza e lo dobbiamo raggiungere sia per noi ma soprattutto per il Presidente che non ci va a mancare niente e quando dico niente. questa stagione? Guarda, quello che ti posso dire, vedendo la lista e delle presenze col Presidente l'altra settimana, ti posso dire che siamo in 2 o 3 che abbiamo la metà delle presenze. Gli altri 3, 4, 5, quindi non siamo mai stati al completo, non siamo mai riusciti a fare 2 o 3 partite di fila con lo stesso gruppo e questo vuol dire tanto perché sai, a far venire sempre magari ogni settimana persone diverse non si riesce a trovare un ritmo di gioco, di tempo e tutto quanto. Sembrerebbe che oggi secondo me abbiamo fatto abbastanza bene, certo è normale che l'amarezza e il rammarico che non abbiamo portato a casa i 3 punti, però come ho detto prima bisogna farsi forza e andare avanti e cercare di raggiungere l'obiettivo che può essere la salvezza automatica come semplicemente e tranquillamente e i play out. Guarda, quello che ti posso dire come prima è che la maggior parte delle persone già stanno pensando a giovedì, perché è una cosa bella, siamo in semifinale, il Presidente ci tiene tantissimo a questa cosa e noi puntiamo adesso, ormai oggi è passato, quindi già stiamo con la testa a giovedì. Cancelliamo questa giornata e pensiamo a giovedì e dobbiamo portare a casa la vittoria per andare in finale. C'è poco da dire e poco da fare, bisogna dimostrarlo sul campo e portare a casa i 3 punti. Grazie a Simone Tortosa del Grazie a voi, Football 8 Roma Nord. buona serata.